Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Si può dire che è stato un porto probabile, due volti quello che si è visto oggi al tennis? Sì, buonasera. A livello di risultato penso di sì, però abbiamo cercato comunque anche il primo tempo di imporre il nostro gioco. Purtroppo abbiamo preso due gol su palle native. Loro sicuramente una squadra fisica esperta e ci hanno punito su quelle palle da fermo e il secondo tempo diciamo che abbiamo dovuto ancora dare ancora un po' di più e come alla fine si è dimostrato siamo riusciti a dare quello di più che siamo riusciti a agganciare il risultato. Ha fatto la differenza forse un po' più di malizia nella ripresa, sei d'accordo o c'è qualcos'altro? Sicuramente su quel punto di vista ci siamo un po' svelati perché quando prendi 2 gol su palla nativa è mancanza di malizia anche. Siamo riusciti a fare anche noi il nostro gol su palle native e alla fine a forza di spingere siamo riusciti meritatamente a pareggiare la partita. Ci avete creduto fino alla fine insomma, questa sera? Sì, poi quando fai il gol 2-1 credi ancora di più e i ragazzi che sono entrati poi ci hanno dato una mano con l'energia nuova e siamo riusciti grazie al gruppo a pareggiare questa partita. Ecco, come visse invece il Treviso oltre allo una molto fisica e come li avete affrontati oggi? Diciamo il Treviso si vede che è una squadra esperta che è molto cinica, sa quello che deve fare, è difficile da affrontare perché anche se ti lasci spazio a volte quando va davanti appunge e infatti ci ha punito 2 volte e abbiamo fatto una roba penso importante riuscire a pareggiare con il Treviso qua perdendo 2-0 la partita. Infatti su questo campo anche lì non è stato facile fare punti, voi ci siete riusciti? Infatti come dicevo per noi poi come si è messa la partita 2-0 è come aver vinto 3 punti quasi, diciamo, la sensazione della squadra è quella. Grazie. Prego. Alberto, l'ultima per voi quanto conta il punto in classifica per rimorare il pareggio? È quello che dicevo, conta quasi come una vittoria, come forza del gruppo di riuscire a agganciare una squadra forte come Treviso, fuori casa. Andiamo a Portogallo, diciamo contentissimo, quasi come se fossimo riusciti ad avere 3 punti.